Bene, qui al comune di Agrigento tra qualche minuto scade il tempo per la presentazione delle liste. Parliamo con Nello Amel, che è stato un po' l'animatore di chi ha presentato le liste per il sindaco Firetto uscente. Addirittura si parlava di 4 liste, ma è arrivata anche la quinta, quindi un record. Sì, la cosa molto bella è stata che man mano che andavamo avanti la gente si presentava da sola a darci la disponibilità a candidarsi, a sostenere le liste, a darci una mano d'aiuto. C'è stata un'adesione che è andata in crescendo rispetto alle iniziative, alla comunicazione, ai rapporti che abbiamo realizzato nel corso di queste settimane. Adesso abbiamo presentato 5 liste, significa 120 candidati circa, sono tutte persone che hanno manifestato la volontà di impegnarsi al massimo e abbiamo anche dei grossi calibri, diciamo, che sono stati inseriti in lista e che saranno sicuramente forieri di un quantitativo di consensi anche personali che vengono travasati sulla lista e sul nostro schieramento. Ottima, diciamo, l'alleanza che si è realizzata con le 2 liste Onta e Noi, patrocinate dall'onorevole Pullara, che ci ha consentito appunto di ampliare il raggio, diciamo, di presenza nella città. Adesso il discorso è la campagna elettorale. Facciamola in maniera seria, facciamola di confrontarci sui problemi e però proponendo anche le soluzioni concrete e praticabili. Le miserie di andare a fotografare qualche cosa che, diciamo, non è colpa diretta di chi amministra, ma è colpa di tutto un sistema che non si riesce ancora ad aggiustare, penso che dobbiamo evitarle. Ecco, se brevemente ci elenchi il nome delle liste, tra cui la quinta, l'ultima nata proprio in queste ore notturne della scorsa notte. Sì, le liste sono Rinasce Agrigento, di cui io sono capolista, poi c'è Avanti Agrigento, c'è pure c'è Alfano e il dottore Amato, diciamo. Poi c'è la lista Buongiorno Agrigento, poi c'è la lista Futura Agrigento e poi c'è l'ultima lista che è la lista Agrigento sostenibile. Sostenibile proprio è un termine che abbiamo scelto per portare avanti quello che è un concetto, un principio che abbiamo sempre praticato, che è quello di portare questa nostra città, diciamo, ad un livello tale che possa affrontare grandi problemi, risolverli e dare una qualità della vita migliore. Ci vorrà un po' Tra il dato politico rilevante delle ultime ore è il passaggio di Giorgia Iacolino, che rappresenta Forza Italia, allo schieramento di Firetto, e questo è il dato più eclatante politicamente delle ultime ore. Sì, Giorgia è una bravissima e bellissima ragazza e siamo lieti di averla nelle nostre liste. Credo che abbia lei stessa sperimentata la difficoltà di riuscire a praticare un percorso politico, diciamo, di chiarezza e anche di soddisfazione in altri schieramenti. Con noi abbiamo fatto un discorso assolutamente trasparente, abbiamo stabilito delle tappe, abbiamo stabilito dei ruoli anche importanti per la stessa Giorgia e adesso, diciamo, si è integrata perfettamente nella nostra organizzazione politica.